È il 6 gennaio. In provincia di Vicenza, a Castelgomberto, nella Valle del Lagno, accorrono 250 persone da tutto il Veneto. Don Albino Bizzotto, fondatore dei Beati Costruttori di Pace, celebra l'Epifania delle Terre. La messa dura un'ora e poi chi crede può prendere la parola. Oramai l'evento è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che si battono per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute di aria, terra e acqua, ma soprattutto per quella degli esseri viventi. L'impressione è un'impressione di desolazione, senz'altro. Allora noi veneti abbiamo sacrificato questo nella speranza di far star meglio i nostri figli. Oggi questa speranza sembra non ci sia più. L'appuntamento di quest'anno però ha un sapore particolare. A pochi metri dal luogo prescelto per la celebrazione c'è uno dei cantieri della superstrada pedemontana veneta, una delle opere più importanti fra quelle in fase di realizzazione oggi in Italia. Tuttavia, a pochi passi da qui, nel cantiere di una galleria in costruzione, a metà settembre del 2017, la terra si è inghiottita tutto, torrente compreso, lasciando una voragine profonda 30 metri, lunga 50 e larga 50. Pochi mesi prima, ad aprile 2016, c'era stato un altro crollo nel vicino comune di Malo. In quel caso era morto anche un operaio. Per questo e per altri motivi la Pedemontana Veneta è finita sotto le grinfie della Procura della Repubblica, dell'Autorità Anticorruzione e pure della Corte dei Conti. Ma il distretto Agno Chiampo, per alcuni il distretto maledetto a causa delle contaminazioni della chimica e della concia, è anche il luogo in cui si trova la Miteni. Ad un tiro di schioppo dal sito prescelto dai Beati Costruttori di Pace, infatti, c'è un altro luogo simbolo di quello che gli attivisti definiscono puro sfregio all'ambiente e alla salute. La Miteni, appunto, la fabbrica di Trissino, da qualche anno è al centro di un maxi caso di inquinamento da derivati del fluoro che ha fatto notizia in tutta Italia. L'iniziativa di Don Albino però incontra dei problemi da parte del comune di Castelgomberto, retto dal sindaco leghista Lorenzo Daltoso, comune che inizialmente chiede di avere copia dell'autorizzazione alla messa da parte del vescovo. Per Massimo Follesa, portavoce del Covepa, un'associazione che si batte contro la pedemontana, si tratta di un pretesto non legittimo, buono solo per mettere i bastoni fra le ruote ad un evento poco gradito. Dal canto suo, il veronese Luca Cecchi di Acqua Bene Comune punta l'indice contro la regione che in tema di PFAS sarebbe intervenuta tardivamente. Quando si parlò di PFAS, tutte le istituzioni ci dicevano che non era un problema. Il risultato l'abbiamo visto quando si è cominciato a fare l'analisi del sangue. Tutte le persone nelle zone avevano il sangue avvelenato. Non va per il sottile nemmeno Alberto Peruffo, che senza giri di parole parla di chi inquina come di un vero e proprio nemico. Contro di questi dobbiamo fare una dichiarazione di guerra, ok? Una guerra civile, una guerra non violenta, ma è una guerra, basta battaglie, battagliette, tutte senza strategia. Se non cambiamo e non facciamo una guerra civile, non violenta, dove noi non distruggiamo l'avversario, ma gli facciamo cambiare completamente idea, non vale più la pena di vivere qui. Ad ogni modo, durante la manifestazione i toni più duri sono quelli di Giovanni Fazio, un medico di Arzignano, uno dei volti più noti di CILSA, un'associazione che da anni si batte sui temi della salute, del lavoro e dell'ambiente. È inutile che Zaia ci venga a parlare dei filtri che poi non vengono messi ad Arzignano chissà perché non è che Zaia ci abbia mostrato le analisi e gli studi attraverso il quale si decide che all'Onigo si può bere fino a 40 nanogrammi di PFOA, mentre ad Arzignano chissà perché fino a 60, siamo di razze diverse forse, è questa la scienza? Il sole comincia a calare, l'Epifania delle Terre volge al termine, ma un gruppo di attivisti si riunisce al Rigallo, uno storico bar di Castelgomberto. La carne sul fuoco è tanta. Ci troviamo nella Valle del Lagno, una valle che è stata colpita recentemente da una interdittiva antimafia, la prima della storia di Vicenza. Secondo voi questa notizia come è stata accolta dalla politica regionale? Con il silenzio, più scandaloso possibile. Nessuno ha proferito parola, nessuno si è espresso. Abbiamo organizzato anche delle attività di informazione sulla mafia, sulla presenza, perché questi segnali
sono la dimostrazione che sul territorio si è già insediata una presenza mafiosa. Intanto sulla Fermiteni indaga la Procura di Vicenza. L'azienda sostiene che tutto sia in regola, ma i dubbi dell'avvocato berico Edoardo Bortolotto, che sulla vicenda della fabbrica vicentina tutela alcuni gruppi di ambientalisti, fra cui Medicina Democratica, non fanno presagire alcunché di buono. Dalle indagini che sono state svolte dal nucleo operativo ecologico è emerso che l'acquirente, ovvero il gruppo ICG, che è tedesco e che è l'attuale proprietario dell'azienda, sarebbe stato a conoscenza di tutta la situazione contabile e ambientale dell'azienda stessa. Secondo voi sarebbe arrivato il momento affinché, per quanto nel suo potere, la Procura di Vicenza cercasse di risalire alla proprietà effettiva di questa società? Evidentemente non sappiamo esattamente sul punto situazione patrimoniale quello che ha fatto e ha svolto ad oggi la Procura. È chiaro che io lo ritengo un punto essenziale perché evidentemente alla fine il profitto che l'azienda ha prodotto violando le normative ambientali e inquinando e causando probabilmente delle malattie ai cittadini e agli operai dell'azienda stessa, evidentemente questo profitto da qualche parte deve essere finito, e quindi se noi non riusciamo a ricostruire la proprietà e l'organigramma aziendale in maniera compiuta e quindi sapere chi c'è dietro a quelle società lussemburghesi anonime, è difficile poter dopo sapere chi ha potuto godere di questo profitto illecito. Oggi il Veneto, un tempo cuore del mitico Nord-Est, si trova di fronte a un dilemma irrisolto: far convivere il benessere con l'ambiente, con la salute, col paesaggio e con la legalità. Ma nella terra del Mose e dei crack bancari raccogliere questa sfida è ancora un tabù.